Buon pomeriggio, buona domenica, ben ritrovati a questa edizione straordinaria. Dunque lo avete sentito oggi, il governatore Luca Zaia ha annunciato ancora un paio di settimane, poi il Veneto avrà il nuovo piano di sanità pubblica per essere pronto in autunno se e quando dovesse esserci una recrudescenza del virus, una programmazione che passa attraverso il rafforzamento del territorio di quanto fatto in questi mesi. Inoltre il governatore è tornato a parlare delle mascherine, lo sapete, da domani insomma non ci sarà più l'obbligo delle mascherine nei luoghi all'aperto, sempre ovviamente se non ci sono assembramenti. Quando ci sono gli assembramenti le mascherine vanno portate, nei luoghi chiusi invece rimane l'obbligo della mascherina. Non solo, il governatore ha anche annunciato che la regione sta ultimando la scrittura delle linee guida per la riapertura delle discoteche. Siamo già pronti, ha detto, con le linee guida per il cinema, i teatri. Nei prossimi 1 o 2 giorni avremo anche quelle per la riapertura appunto delle discoteche. 3 membri, come li ha definiti, di attività che ancora mancano per la riapertura completa. Ci sono anche le case da gioco, siamo pronti anche con le linee guida per far ripartire i casinò. Dice: ho parlato anche con il collega Totti, loro hanno il casinò di Sanremo, noi abbiamo quello di Venezia da riaprire. Dunque pochi giorni probabilmente riapriranno anche le case da gioco. Abbiamo parlato spesso di turismo. Oggi fra l'altro Venezia è stata davvero presa d'assalto da turisti insomma, del Veneto. Ovviamente ancora non ci si può spostare da regione a regione e non abbiamo ovviamente il turismo straniero, però insomma oggi parecchia la gente che è andata a Venezia, tanto nell'ultima quindi domenica di maggio, tanto che la polizia municipale è stata costretta a chiudere per 4 ore il ponte della Libertà, costringendo il traffico a fare dietrofront verso i parcheggi di Mestre. Quindi anche il tempo instabile, quindi molti hanno rinunciato ad andare insomma, nelle zone balneari, si sono poi riversate a Venezia, quindi una Venezia che non si vedeva così da tanto tempo. E di turismo parliamo proprio con Federico Caner, che è assessore regionale al turismo, che vedo già sullo schermo. Buon pomeriggio, assessore. Buonasera a tutti. Dunque, oggi Venezia presa d'assalto, non c'è il turismo straniero, però insomma sono tornati i turisti a Venezia ed è già una buona cosa questa. Assolutamente sì, a dire la verità, la settimana scorsa ci sono stato anch'io durante il weekend, proprio perché è la possibilità che ci viene data a noi veneti di poter vedere il nostro capoluogo di regione senza, diciamo, migliaia e migliaia di turisti come eravamo abituati prima. Prima si parlava di overtourism, ora siamo nella situazione invece esattamente contraria, però è stato bello camminare per le calli veneziane e sentir parlare tutti i dialetti veneti possibili, immaginari, e quindi insomma il popolo veneto si è riappropriato del proprio capoluogo, e questo comunque è positivo perché significa anche far girare le attività commerciali, insomma bar, ristoranti, cicchetterie. Insomma, si vedeva un po' di movimento, avevamo bisogno anche di questo, anche a livello psicologico. Io ho avuto modo di parlare anche con qualche esercente e insomma, in mancanza del turismo straniero, che comunque per Venezia è vitale, inutile nasconderlo, però insomma un po' di movimento locale c'è stato e questo fa ben sperare. E direi non solo a Venezia, ma in tante altre località del Veneto che ho avuto modo anche di visitare in questi giorni, ho visto un po' di movimento. Ecco, fra l'altro noi siamo andati ieri insomma, a fare un giro anche nelle zone balneari, a Jesolo, e abbiamo visto insomma, parecchia gente anche in spiaggia, ma parecchia gente anche che passeggiava. Insomma, si torna a spostarsi, si torna insomma, a quella normalità che avevamo un po' dimenticato. Sì, guardi, io la sensazione che ho è veramente che la gente starà anche presto a cancellare questa situazione dalla mente. Ovvio che rimarranno, questo è innegabile, va detto, rimarranno i danni economici e finanziari che noi cominceremo a vedere proprio ora, nel senso che il lockdown da quel punto di vista là si manifesta proprio adesso. Però la voglia della gente di mettersi in moto, di andare al mare, di andare in montagna, di andare nelle città d'arte, insomma di muoversi c'è, è forte, e questo mi fa ben sperare. Io sono stato a Jesolo proprio sabato e ho visto
che c'è voglia di tornare, gli stabilimenti, alcuni balneari hanno già aperto, qualcun altro invece, come si vede da questa immagine, stanno per montare gli ombrelloni adesso, ma io penso che per la prima settimana di giugno tutta la costa sia di fatto diciamo a regime, e questo ci fa ben sperare, intanto con la movimentazione dei nostri diciamo concittadini veneti, poi con quelli provenienti magari dal 3 giugno di altre regioni, e poi speriamo dal 15 giugno in poi noi ci aspettiamo ovviamente l'arrivo anche dei turisti stranieri. Ecco, noi avevamo parlato nei giorni scorsi anche con vari sindaci, sia delle zone montane sia delle zone termali, e insomma avevano detto che qualche prenotazione, insomma qualche movimento anche dai turisti stranieri cominciava a farsi sentire. Questa insomma è una bella novità. Ma guardi, anch'io ho questa più che sensazione, questo dato che mi viene rilasciato proprio direttamente da alcuni operatori. Certo, ce ne sono alcuni in sofferenza, ma ce ne sono altri, per esempio, a partire da Jesolo, che sono stato sabato, oppure dalla settimana scorsa in montagna, che mi dicono: guardi che io ho telefonate, chiamate, richieste di prenotazione, qualcuno nel weekend aveva fatto il sold out, cioè aveva esaurito le camere, magari solo per il weekend, però intanto è un buon segnale anche questo, e questo avviene sia al mare che in montagna. Quindi io sono convinto, guardi, che anche i turisti stranieri sono legati ai nostri posti di vacanza. Alcuni ci vengono soprattutto al mare, ma anche in montagna o al lago di Garda, per esempio, o nel termale. Sono legati da generazioni, cioè ci venivano i genitori, ci venivano i nonni, e quindi c'è gente che ha voglia di tornare qui, di poter fare le vacanze, aspettano soltanto il via libera da parte dei loro paesi d'origine. Qualcuno magari ha un po' ancora di timore, però insomma i protocolli che noi abbiamo messo in essere come Regione Veneto ci fanno e fanno stare loro abbastanza tranquilli. Lavoreremo su questo, su un Veneto Covid free, sulle spiagge Covid free, e quindi ci sono dei progetti da questo punto di vista che andranno anche a comunicare al turista di poter venire in sicurezza. Quindi io, guardi, sono convinto che almeno luglio e agosto saranno dei mesi importanti. Probabilmente già da metà giugno cominceremo a vedere un movimento anche straniero. Ecco, lei parlava appunto di un Veneto Codi-free, la questione un po' Grecia che insomma ha scatenato più di qualche polemica, insomma è una delle mete comunque di molti italiani, ma anche insomma anche i greci, insomma il Veneto l'hanno visto sempre come meta, insomma una meta preferita. Cosa pensa, cosa si Certo. sente di dire rispetto a quanto sta accadendo? Guardi, io non sono preoccupato del fatto che gli altri stati blocchino l'arrivo degli italiani, anzi io la mia campagna è ai Veneti, dico quest'anno stiamo in Veneto, restiamo in Veneto, cominciamo a goderci magari delle bellezze che abbiamo e non conosciamo, e non parlo soltanto ovviamente del mare, anche se è stagione estiva, ma parlo anche della nostra montagna dolomitica. Guardi, io venerdì sera mi pare era, sì, sono stato a Cibiana di Cadore, ho avuto l'incontro con Reinhold Messner, il quale, che come sapete ha il museo di Messner sul Monte Rite a Cibiana di Cadore, e lui mi ha detto, proprio dalle sue parole vive, ho sentito dire che le montagne più belle, le Dolomiti più belle sono quelle in provincia di Belluno, sono quelle venete. Poi forse in Alto Adige sono stati molto più bravi di noi, hanno avuto anche più risorse economiche di noi, dato che sono province a statuto speciale, nel gestire il turismo, nel fare molta promozione. Però le bellezze che abbiamo noi sono innegabili, e sentirle dire dal più grande scalatore al mondo, penso che questo sia motivo anche di orgoglio. Quindi cerchiamo di imparare a vendere il nostro prodotto bene, ovviamente nel rispetto anche della natura, però questo ci dice che i nostri cittadini quest'anno possono rimanere, e secondo me devono rimanere in Veneto. Io lo farò per fare le vacanze al mare, in montagna, al lago di Garda, alle terme, a vedere le nostre città d'arte e i nostri borghi. Abbiamo 14 borghi inseriti tra i più belli d'Italia, abbiamo un delta del Po che è incredibile e che non è conosciuto. Ecco, cominciamo a visitare queste perle che abbiamo sul territorio, anche perché dico sempre che
soltanto i veneti possono essere i veri ambasciatori del turismo. Se noi conosciamo la nostra terra, siamo in grado anche di trasmetterla al turismo, al turista. Se invece non la conosciamo, difficilmente possiamo fare promozione. Ecco, lei prima parlava di progetti per il Veneto. Sì, noi siamo pronti da questo punto di vista. Guardi, manca veramente poco per una campagna promozionale che era partita, era già pronta qualche mese fa, poi abbiamo dovuto modificare anche alcune cose in corsa, anche per adattarci un po' ai cambiamenti, per seguire anche le indicazioni del presidente Zaia, che vuole una campagna molto più social e legata al tema degli influencer, e quindi noi su questo punteremo in maniera da comunicare, insomma, il fatto che il Veneto è un Veneto sicuro e che si possono fare delle esperienze particolari che non sono solo legate al tema della destinazione turistica, cioè dei tanti posti differenti che noi abbiamo in Veneto, ma anche i prodotti turistici. I prodotti vuol dire il cicloturismo, l'enogastronomia, l'arte, la cultura, cioè vivere delle cose specifiche, fare delle esperienze sul territorio che magari vengono fatte anche in posti meno conosciuti, come possono essere le colline, non solo trevigiane, ma soprattutto quelle vicentine, veronesi. Insomma, ci sono tanti posti che non sono ancora conosciuti a livello internazionale, che però vale la pena veramente di divulgare. Ecco, questo è un po' il lavoro che vorremmo fare a 360 gradi, utilizzando appunto anche dei testimonial internazionali o degli influencer che vengono qui, vivono un'esperienza e poi la postano e fanno da amplificatori. Ecco, avete già qualche nome come testimonial? No, sui testimoni, no, ci stiamo lavorando proprio in questi giorni, quindi c'è, diciamo, non solo la mia direzione turismo, ma anche dei professionisti esterni ingaggiati che hanno il compito proprio di muoversi da questo punto di vista. Gli influencer, i nomi io non li conosco, anche perché, guardate, alcuni non sono ai più noti, ma sono persone magari che sono molto seguite e conosciute su segmenti specifici, no? Magari, che ne so, qualcuno ha milioni di follower sulla cucina, quindi sull'aspetto enogastronomico, qualcun altro sull'aspetto sportivo, ecco, e molti magari non sono conosciuti di più, cioè magari non sono nomi altisonanti, ma sono persone che hanno grandissimo seguito, di gente che segue particolari nicchie. Ecco, questi sono quelli che alla fine ti portano le persone. Poi i testimonial invece sono persone famose, le quali stiamo lavorando per vedere se riusciamo a contattarle per venire a vivere delle esperienze in Veneto. Le faccio un esempio. Poco tempo fa era uscito Tom Cruise dicendo che voleva girare il proprio film a Venezia, quando qualcuno l'aveva sconsigliato di farlo proprio per il tema del Covid, e lui ha detto no, io invece voglio venire a Venezia, voglio girare il film e voglio farlo proprio per aiutare Venezia a ripartire. Ecco, noi da Venezia, che è conosciuta in tutto il mondo e che sprigiona questa forza, questa voglia, è quasi l'emblema della rinascita turistica mondiale. Ecco, questa cosa dobbiamo sfruttarla. E se siamo bravi, grazie anche a chi ci sta dando una mano, magari riusciamo a avere, tra virgolette, gratis qualche testimonial che viene sul nostro territorio, che altrimenti ci costerebbe l'ira di Dio. Quindi quello che cerchiamo di fare è quello anche di fare una promozione importante, ma low cost. Ecco, fra l'altro domani è una giornata un po' importante, insomma una giornata, possiamo chiamarla simbolo, perché per la prima volta dopo insomma parecchi mesi nei luoghi aperti dove non ci sono assembramenti, lo vogliamo ripetere più volte perché sennò la gente non lo capisce, si potrà evitare di portare la mascherina. Ricordiamo ancora una volta, perché sennò la gente richiama e dice solo dove non ci sono assembramenti, però fuori all'aperto si può evitare la mascherina. Una giornata importante questa. Assolutamente sì, è una giornata importante anche a livello psicologico, però io ricordo sempre che dobbiamo fare attenzione perché insomma, mollare di punto in bianco dopo aver tenuto duro tutti questi mesi, dopo che tante persone hanno fatto sacrifici
non solo medici, infermieri, ma anche artigiani, commercianti, imprenditori che hanno dovuto chiudere aziende, gente che è andata a finire in cassa integrazione perché non aveva più lavoro. Quindi insomma cerchiamo di non buttare al vento tutto questo lavoro. Quindi va bene aprire, noi come Veneto siamo stati i primi a spingere da questo punto di vista, però ripeto, la mascherina, come giustamente ha detto lei, la si toglie soltanto in un luogo aperto dove non c'è assembramento. In sostanza, quando siamo attorniati da gente è meglio che ce la mettiamo, soprattutto quando stiamo parlando, perché un conto è poi magari abbassarla per bere un bicchiere di prosecco piuttosto che uno spritz o quant'altro, altra cosa è quando stiamo parlando vis-à-vis con altre persone, magari siamo accerchiati da tante altre, ecco, cerchiamo di tenerla addosso, soprattutto se si entra magari in un locale dove il ricambio dell'aria magari è minore e quindi insomma noi qua continuiamo a dire fate attenzione. Poi è ovvio che se qualcuno è in mezzo a una piazza, in mezzo a un sentiero di montagna o in mezzo a una piazza semivuota e sta camminando con la propria famiglia, beh, vabbè, la mascherina se la può anche togliere, però insomma cerchiamo di usare il buon senso, ecco, che questo non ci manca anche a noi veneti, e cerchiamo di fare questa riapertura in maniera graduale per evitare di ricadere nella serrata. Ecco, se sono un'ultima domanda, abbiamo ricevuto parecchie chiamate, poi oltretutto il governatore in realtà aveva già risposto a questo, tante chiamate dai veneziani, soprattutto perché dicono sì, nei luoghi aperti non va la mascherina, però a Venezia con le calli, le stradine strette, insomma dice diventa un problema, a Venezia insomma i veneziani dicono si dovrebbe portare la mascherina anche all'esterno. Sì, beh, è vero che questo accade nel momento in cui hai la Venezia strapiena di turisti. Allora, ce le ho anch'io bene in mente le immagini, visto che praticamente lavoro a Venezia, dove entri in queste calli strettissime, piene di turisti, e lì sei praticamente in fila indiana, schiacciato, e allora è ovvio che lì probabilmente l'uso della mascherina sarebbe corretto, però in questo momento non mi sembra che si stia vivendo una situazione di questo tipo. Siamo pur sempre all'aperto, all'aria aperta e ripeto, io ci vado, non dico tutti i giorni, ma quasi, e non ho visto in questo momento situazioni di questo tipo. Quindi la decisione del Presidente Zaia secondo me è positiva anche per riattivare, no, quel processo psicologico di far capire che stiamo ripartendo. Ovvio che quando avremo il ritorno dei turisti in massa, in teoria sarebbe il caso di fare più attenzione, ma è anche vero che quando avremo il ritorno di massa del turismo, spero io, vuol dire che saremo fuori da queste logiche e non avremo probabilmente più problemi legati al Covid free. Ecco, semmai il rischio, come è già stato ampiamente detto, è di un ritorno verso la fase, diciamo, invernale, che però, guardi, anche questa non è scontata, quindi io direi di non fasciarci la testa prima di romperla, magari di fare attenzione, di tenerci preparati. La nostra sanità comunque, come ricorda sempre che il Presidente, è preparata, perché quello che abbiamo vissuto ad oggi ci ha insegnato molte cose, quindi io sono convinto che anche un eventuale ritorno del Covid-19 non avrà l'impatto che ha avuto in questi mesi, proprio perché saremo molto più preparati. Assessore, un'ultima cosa, un appello non solo ai veneti di rimanere nel Veneto per fare le vacanze e quindi aiutare insomma in questo momento di difficoltà un po' tutti, ma insomma a tutti gli italiani di venire nel Veneto perché il Veneto è sicuro. Assolutamente sì, noi faremo una campagna anche che è una campagna domestica, quindi domestica vuol dire non solo all'interno dei confini veneti, ma in Italia in generale, e il nostro Veneto, diciamo che fa da trattore anche nei confronti delle altre regioni, proprio per le bellezze che ha, artistiche. Pensiamo alle città d'arte che abbiamo, che non sono solo Venezia, e sono in tanti in passato che venivano appositamente, per esempio, anche dal sud, per venire a vedere le nostre città, per vedere le nostre Dolomiti, per esempio, magari meno per andare al mare, questo dobbiamo dirlo, ma al mare noi contiamo ancora di portarci i turisti stranieri, quindi anche ai nostri connazionali diciamo di venire
in Veneto, anche se da questo punto di vista, sai, io spingo molto per l'apertura dei confini e quindi per il turismo straniero semplicemente per un motivo, perché sono ben conscio che su 70 milioni di turisti 50 sono stranieri e di questi 50 2/3 sono di lingua tedesca, quindi per noi è fondamentale che si riesca a riaprire almeno, diciamo, i confini dei paesi di prossimità, quelli che possono venire qua in auto. Poi speriamo nella ripartenza dell'aeroporto di Venezia e non solo, delle compagnie aeree, alcune hanno già cominciato, penso alla KLM e Air France. Se continuerà, penso che per ottobre-novembre potremo avere il ritorno anche dei turisti extra Unione Europea. Fra l'altro, Assessore, proprio oggi parlavamo anche del fatto che sono tornati anche a viaggiare i treni e la gente si sposta, addirittura, insomma, se non sbaglio mi pare a Castelfranco hanno dovuto fare scendere delle persone perché erano troppe nei convogli. Questo da una parte è positivo perché c'è la voglia di spostarsi, dall'altra insomma comunque rimane ancora il pericolo e la preoccupazione degli assembramenti. Assolutamente sì, infatti io continuo a dire alla gente: non muovetevi senza le mascherine. Capisco il messaggio che è stato mandato di toglierla quando siete in luogo aperto e non c'è assembramento, però in tutti gli altri casi la mascherina va messa perché è dimostrato scientificamente che riesce veramente a bloccare il virus, perché elimina completamente l'effetto droplet, quindi soprattutto se uno entra in un vagone di un treno o in un autobus o in qualsiasi luogo al chiuso, e quindi bene che ci sia questa voglia di muoversi. Probabilmente treni sono pieni anche perché nel frattempo, dobbiamo dirci la verità, quando c'è stato il lockdown c'è stata anche una riduzione del trasporto pubblico ovviamente, certo. E non aveva nemmeno senso avere autobus, treni, bus che si muovevano con lo stesso ritmo di prima, dato che la gente non c'era. Adesso che si sta ripartendo ovviamente ci saranno anche più corse disponibili e quindi penso che il tema dell'assembramento sia anche minimale rispetto a quello che è avvenuto, come diceva lei, a Castelfranco, ma anche a Venezia. Io ho ricevuto alcuni messaggi di gente che tornava da Venezia e mi diceva esattamente questo, cioè il fatto che comunque trovava dei treni, degli scompartimenti pieni, ma penso che sia proprio per effetto della riduzione anche delle corse che c'è stata in questi mesi. Grazie davvero Assessore, grazie per essere stato con noi, grazie e buona continuazione di giornata. Grazie e buona serata anche a tutti voi e a tutti i telespettatori. Grazie Assessore. Noi ora ci spostiamo a Cavallino Tre Porti, dove per noi ci sono Anna Maria Parisi e Paola Barbato che sono andati a vedere insomma com'è la situazione in una zona balneare, soprattutto una zona dove ci sono quasi tutti, insomma parecchi campeggi. Io la vedo già sullo schermo, Anna Maria. Salve Anna Maria. Sì, eccoci qua. Ciao Daniela, buongiorno, buon pomeriggio a te e a tutti i nostri telespettatori. Siamo in onda in diretta da Cavallino Tre Porti, una località turistica, diciamo che è la seconda località turistica d'Italia, pensa un po', si trova veramente a 2 passi da Venezia, nemmeno un'ora da Venezia, che si può raggiungere anche via mare proprio da qua, e ci troviamo in spiaggia, come vedi, a metà strada tra Caballarin e il faro che si trova di Cavallino, che si trova al confine con Jesolo, che si trova alla mia destra. E sono in compagnia naturalmente del primo cittadino, il sindaco Roberta Nesto. Buonasera sindaco. Buonasera a voi, buonasera a lei e a tutti i vostri ospiti che avete qui davanti e a voi. Grazie per essere qui. Intanto grazie a lei sindaco. Dicevamo, una località che normalmente vede 13.000 residenti e che poi con il turismo d'estate estivo arriva a toccare punte che superano i 6 milioni e mezzo circa. Allora, abbiamo presenze stagionali per 6 milioni e mezzo circa. Arriviamo che in qualche giorno Cavallino Tre Porti passa da 13.500 abitanti, che è il numero invernale, a circa 100.000 cittadini, quindi tra i cittadini
cittadini di tutto l'anno e gli ospiti che consideriamo dei cittadini speciali, noi arriviamo a questi numeri ed è una bella soddisfazione, perché i campeggi, 32 campeggi che in realtà sono villaggi turistici perché hanno tanti servizi, i nostri hotel, tutto l'extra alberghiero, cioè i B&B, gli affittacamere, gli affitappartamenti, danno dei servizi d'eccezione e fanno godere questo splendido territorio ai nostri ospiti, e siamo particolarmente orgogliosi delle nostre imprese e dei nostri lavoratori. Ecco, a proposito di ripresa e di lavoratori, c'è la problematica che però molte strutture non riusciranno ad aprire perché vengono a mancare proprio i turisti. Nel frattempo però ci sono tanti italiani, tanti veneti che stanno più che riscoprendo, scoprendo il loro territorio. Allora, noi siamo contenti che tanti italiani abbiano scoperto che Cavallino Tre Porti è una bella meta, vicina, sicura, con un territorio meraviglioso, una spiaggia grande, vasta, che può far stare in sicurezza, con un territorio, quello lagunare, che può far scoprire dei paesaggi meravigliosi, degli scorci di laguna, la laguna di Venezia, stupendi. Ovviamente confidiamo che le frontiere verranno aperte, che anche gli ospiti di lingua tedesca, che sono gli ospiti che vengono da più di 50 anni, possano venire a trovarci ed esserci come gli scorsi anni. La preoccupazione è grande perché sarà una stagione estiva un po' corta, quindi è una preoccupazione per le aziende e una preoccupazione per i lavoratori stagionali che hanno un'unica stagione, quindi abbiamo chiesto al governo di aiutarci. I veneti sanno fare la propria parte e sono disponibili a farla, però in questa occasione bisogna che anche lo Stato, e sono sicura, confido che ci sarà, perché effettivamente deve essere integrato con qualche sussidio, con qualche ammortizzatore sociale, quello che purtroppo oggi per il Covid, per il lockdown non c'è stato, quindi in sostanza bisogna assolutamente che lo Stato ci sia. Ecco, Sindaco, a tal proposito abbiamo sempre messo in evidenza le problematiche economiche, del commercio, ma il Comune in questo caso, il suo, deve fare i conti anche con le mancate entrate? Noi abbiamo sentito il nostro governatore e tutto lo staff del governatore e abbiamo sentito anche i sottosegretari, abbiamo fatto ben presente la difficoltà delle aziende. Già l'8 marzo noi ci siamo mossi, abbiamo fatto appunto riferimento che la priorità era quella di superare l'emergenza sanitaria e di affrontare subito l'emergenza economica. Ovviamente adesso però è il momento anche per il Comune. Il Comune oggi ha un buco di 4 milioni di euro, è un buco che effettivamente ci consente di erogare solo i servizi essenziali e anche con difficoltà. Siccome non vogliamo assolutamente in alcun modo togliere nulla a quello che è doveroso alla nostra comunità, in questo caso deve esserci necessariamente un aiuto dello Stato ed è quello che abbiamo chiesto. Abbiamo avuto tante interlocuzioni con i sottosegretari, con i ministri, vari ministri, e io sono convinta che facendo ben presente, essendo delle cose oggettive quelle che chiediamo, a tutela dei nostri territori, io con gli altri sindaci delle città balneari, credo che verremo ascoltati e con difficoltà, ma passeremo anche questa tremenda tragedia del Covid-19 che è stata sicuramente dal punto di vista sanitario veramente pesante, ma lo è anche dal punto di vista economico. Da un punto di vista del piano di rilancio che lei come primo cittadino, come padrone di casa del Cavallino Tre Porti, da cosa partirà, da cosa partirebbe? Allora, noi siamo partiti facendo fronte intanto alle emergenze delle famiglie. Le famiglie prima di tutto dovevano avere, siccome avevano esaurito tutti la NASPI, tutti gli aspetti così, le risorse delle famiglie, noi siamo intervenuti prima di qualsiasi altro comune prevedendo un fondo per le famiglie perché potessero fare la spesa e pagare le bollette, e quindi abbiamo messo in sicurezza i bilanci delle famiglie. Abbiamo avuto oltre 400 domande e abbiamo fatto fronte. Adesso ovviamente l'importante era far partire la stagione,
che arrivassero quegli ammortizzatori sociali che il governo aveva stanziato, e in parte stanno arrivando, non ancora tutti, e la partenza della stagione per noi è fondamentale, perché magari corta, ma che ci sia è di imprescindibile. E poi l'altro aspetto è che ovviamente a settembre-ottobre devono esserci degli ammortizzatori sociali seri per le aziende, perché possano fare investimenti e prepararsi pronti per il prossimo anno. Ci devono essere poi delle regole speciali per i bilanci delle aziende, in modo tale che possano chiudere i bilanci senza perdite eccessive, con il sistema anche per affrontare la tassazione. E poi per quanto riguarda i lavoratori deve esserci una NASPI che copra, come lo scorso anno, l'intero periodo. Non può esserci una NASPI parziale, deve esserci un riconoscimento che non hanno lavorato, ma non perché hanno scelto di non lavorare, ma perché non potevano lavorare. Se ci sono questi 3 o 4 supporti, chiamiamoli così tra virgolette, credo che si possa ripartire. Credo che il prossimo anno sarà una stagione che partirà sotto l'insegna della positività e che mi fa ben sperare. Ovviamente noi non demordiamo, noi sindaci, noi consiglieri comunali, noi amministrazioni, insieme appunto anche con i colleghi, e continueremo a chiedere che i bilanci dei comuni siano in sicurezza, che le aziende possano chiudere bene i propri bilanci e che i lavoratori abbiano di che passare l'inverno. A quel punto io sono molto fiduciosa. Ecco, e anche noi auspichiamo che questo possa realizzarsi nel tempo proprio più breve, nell'immediato possibile. Anna. Sindaco, io stavo osservando il suo ciondolo. Sì, dimmi Daniela. Scusa, volevo chiedere, mi pare di capire che ci sono strutture che probabilmente non riapriranno. Lì a Cavallino Tre Porti ci sono strutture importanti che hanno scelto di non riaprire? Ma più che sì, giustamente la collega da studio mi chiedeva delle strutture più che hanno scelto di non aprire, che non riusciranno ad aprire. In questo caso parliamo dei campeggi e di tanti operatori che gravitano, stagionali, che gravitano attorno a queste strutture. Allora, io sono molto amareggiata perché un imprenditore non può esserlo soltanto quando le cose vanno bene. Gli imprenditori devono esserlo sempre, si devono chiedere alle amministrazioni di esserci, ma bisogna prima di tutto fare la propria parte. Quindi io credo che allo Stato ci siano solo un paio di strutture che non apriranno, e ovviamente io sono molto critica nei confronti di queste strutture che non apriranno, perché hanno chiaramente dato forfait ai lavoratori, che per fortuna si sono ripiazzati, spero, quasi tutti, però nel momento del bisogno bisogna far rete, bisogna esserci, bisogna crederci, non si può solo prendere le cose positive, ma bisogna anche dare. L'impresa ha un valore sociale altissimo, senza impresa non c'è lavoro, ed è proprio per questo che gli imprenditori devono fare la propria parte. Io stimo molto tutti quelli che hanno aperto, anche a costo di rimetterci, e sicuramente ci saranno tante situazioni in cui i bilanci chiuderanno negativamente, e va tutto il mio applauso a questi grandi imprenditori che sanno vedere il futuro. Non si può solo prendere, bisogna anche dare. Quindi è stata una scelta dettata comunque da che cosa? Allora, io credo che sia stata una scelta dettata dai costi, non può esserci altra giustificazione, non lo so, non sono stata avvisata. Io quello che considero è che non ci sono ad oggi nel Veneto delle condizioni per non aprire. Il Presidente Zaia e tutta la Giunta regionale hanno lavorato insieme con la Presidenza del Consiglio per rendere fattibile, in sicurezza, la riapertura e la ripartenza. Quindi oggi io non capisco qual è il motivo per non aprire. Ecco, è stata chiara. Quante persone, se lei ha conoscenza, Sindaco, resteranno a casa rispetto a queste due strutture? Parliamo di 2 campeggi? A quanto mi pare di capire sono circa 2 campeggi, non ho ancora del dato ufficiale. Quello che io considero, penso che saranno qualche 30-40 persone, perché altre hanno già trovato lavoro. Il dato oggettivo non lo troviamo scritto da nessuna parte. Io sono convinta però che anche quelle persone che oggi sono senza lavoro lo troveranno, perché se la stagione partirà, come sono convinta che dopo il 15 di giugno partirà, perché ci sono le riaperture delle frontiere, troveranno sicuramente lavoro. E se invece non troveranno lavoro, che vengano pure a trovarmi, che troveremo e faremo in maniera tale che qualcosa ci inventiamo. Grazie Anna. Brava Sindaco, davvero complimenti. Ecco, allora un passaggio soltanto, Daniela, se permetti, per dirti che comunque Cavallino a Tre Porti non è soltanto spiagge,
mare, ma è anche laguna. Infatti alle nostre spalle, tra l'altro, è oasi naturalistiche. Qui vicino abbiamo il Leo Piccolo, dove ci sono gli avvistamenti dei fenicotteri. Dei fenicotteri rosa, è il sito dell'UNESCO. Abbiamo avuto la bandiera blu dal 2006, la bandiera gialla delle piste ciclabili ormai da qualche anno, la bandiera verde dei pediatri per la spiaggia. Abbiamo un sacco di bandiere perché è un bellissimo ambiente naturale, l'abbiamo presidiato in maniera che la gestione ambientale sia al primo posto. Ecco, hai visto dalle immagini di Paola Barbato, che prima si era leggermente spostata, ha inquadrato delle dune. Anche queste dune fanno parte del patrimonio immateriale di questo posto di Cavallino Treporti. Noi abbiamo voluto mantenere un ambiente incontaminato in cui ci si possa sentire liberi, distanziati in questo momento e quindi con tutti gli spazi, ed è un paesaggio meraviglioso. Consiglio a tutti di venirlo a vedere perché è difficile descriverlo. È la patria dei campeggi, come diceva il sindaco, dopo te ne faremo conoscere un paio, quindi grazie al sindaco Roberta Nesto. Se non hai domande da studio ti restituisco la linea. Ti ringrazio Anna, e ringrazio anche il sindaco per essere stato con noi. Grazie sindaco. No, grazie a voi, ecco. È stata piacevolissima questa Bene, intervista. dunque avete sentito, insomma, si riparte anche a Cavallino Treporti nonostante comunque le grandi difficoltà. Ora mi fermo per qualche istante di pubblicità, poi ci sposteremo invece in un'altra zona balneare, ci sposteremo a Caorle. Rieccoci nuovamente in studio con questa edizione straordinaria. Abbiamo parlato con il sindaco di Cavallino Treporti ed ora invece ci spostiamo in un'altra zona balneare che è quella di Caorle per parlare con il primo cittadino, Luciano Striuli, che vedo già nel mio schermo. Eccolo qui. Buon pomeriggio sindaco. Buon pomeriggio a voi. Dunque sindaco, stavamo parlando prima, la gente è arrivata, insomma il bel tempo anche ha contribuito all'arrivo delle persone, questa è già una grande notizia. Possiamo dire di sì, Caorle oggi è piena di turisti, abbiamo praticamente il tutto esaurito per quanto riguarda i camper, perché tutte le aree attrezzate sia pubbliche che private, sia il campeggio comunale praticamente hanno il pieno oggi, è tutto esaurito. E centro storico c'è tantissima gente, in spiaggia c'è tantissima gente in passeggiata, per cui se questo è il segnale, se questo è il termometro della ripartenza, io direi molto molto bene. Sindaco, fra l'altro domani, insomma la notizia ormai la conoscono tutti, da domani ci si potrà togliere la mascherina almeno insomma nelle zone all'aperto, e quindi insomma anche questo sarà importante per le persone. E questo è un segnale importante perché c'erano alcune attese, era quello della ripartenza, era quella delle riaperture, era quella di potersi muovere ed è anche quella di togliere la mascherina, perché ancora la mascherina rappresenta un limite alla persona e quindi da domani, che almeno nei luoghi aperti, salvo insomma avere la prudenza di averla con sé, la possiamo togliere. Questo è un bel segnale di libertà, di ripresa della vita normale. Senta, ma per quanto riguarda invece le linee guida, ci sono state difficoltà soprattutto nelle spiagge per poter adottare le linee guida richieste? Ma qui a Caorle no, perché in realtà la maggior parte del nostro litorale, dei nostri 18 chilometri di costa, è abbastanza ampio e consente comunque il rispetto sia delle linee guida iniziali, quella che prevedeva la piazzola dell'ombrellone di 10 metri quadrati e il distanziamento da piazzola a piazzola, e anche con le nuove linee guida che entreranno in vigore in prossimi giorni. Per quanto riguarda il Veneto, il nostro litorale veneto, dei 12 metri quadrati, comunque noi non abbiamo problemi né nella spiaggia di Levante, che è grandissima, e quindi abbiamo molto di più dei 12 metri quadrati di piazzola, ma nemmeno nella spiaggia di Ponente, perché anche lì ci eravamo già attrezzati per avere almeno, anche nelle misure minori, laddove l'arenile è un po' più stretto, di avere comunque i 16 metri quadrati, 4x4, praticamente lo raggiungiamo quasi dappertutto, però ripeto, le misure che stiamo ottenendo sono molto più ampie di quelle previste alle linee guida. Ecco, sindaco, lei riesce a farci vedere, magari girando il cellulare, a farci vedere magari, ecco, se... Questa è la scogliera che collega la spiaggia di Levante con la spiaggia di Ponente. C'è la passeggiata a mare, non so se si vede. Sì. E se poi andiamo dall'altra parte,
di qua si vede in lontananza un po' la spiaggia di Ponente, si dovrebbe riuscire a intravedere. Io sono sulla terrazza del municipio in questo momento perché ha una bellissima visuale. Ecco, Sindaco, nonostante poi oggi il tempo non fosse dei migliori, in realtà la gente è arrivato lo stesso. Ma oggi il centro storico, praticamente tutti i bar e tutti i ristoranti sono aperti e avevano tutto esaurito. Oggi non c'era un posto a sedere, non si riusciva a trovare un posto nemmeno nei parcheggi. Io ieri sono rimasto tutta la giornata nella nostra località di Porto Santa Margherita perché avevo delle inaugurazioni e anche lì non si trovava a parcheggiare e era pieno di gente dappertutto, per cui siamo veramente ripartiti nella migliore delle aspettative. Diciamo, è un grande augurio questo per una buona stagione e io credo che questa ripartenza qui sia un gran segnale per tutta la nostra costa veneta. Ecco, noi avevamo chiesto anche ad altri sindaci, ci dicevano che qualche struttura non è riuscita, non so se hai sentito magari il collegamento prima, qualche struttura ricettiva non è riuscita ad aprire o ha deciso di non riaprire almeno per il momento subito. Da voi è capitato? Allora, fino a un mese fa c'era qualche struttura alberghiera che era incerta se riaprire, ma con i segnali ottimali non c'erano. E poi in realtà adesso tutte le strutture saranno aperte. Ovviamente dallo scorso fine settimana hanno iniziato a riaprire. Questo fine settimana abbiamo quasi l'80-90% delle strutture aperte e saremo alla completa riapertura intorno alla metà di giugno, però non c'è nessuna struttura che terrà chiusa qui a Caorle. Ecco, gli alberghi, i ristoranti si sono ovviamente attrezzati per la riapertura. Cos'è cambiato rispetto a prima di questa pandemia? Allora, ovviamente il distanziamento sociale ha imposto il rispetto delle regole per quanto riguarda anche l'organizzazione sia interna che esterna delle strutture. A Caorle ovviamente abbiamo fatto un provvedimento di giunta che ha consentito di compensare ad esempio le perdite dei posti, i tavolini che per il distanziamento, tavolini di bar, di ristoranti che per il distanziamento sociale hanno perso un terzo della capacità ricettiva. Abbiamo consentito in deroga per questa fase di emergenza di poter mettere più tavolini, ovviamente laddove le strutture, le superfici esterne lo consentono e rendendo gratuita l'intera occupazione suolo pubblico, sia quella classica ordinaria dell'anno, sia quella aumentata aggiunta che abbiamo dato. Questo consente di compensare. Naturalmente rimane un po' di pensiero, un po' di preoccupazione per quanto riguarda l'aspetto occupazionale, perché fino a quando le strutture, siano esse pubblici esercizi o siano ricettive, non saranno a regime, non si renderanno conto di avere le presenze necessarie per tornare alla normalità, l'aspetto occupazionale è ancora un po' in sofferenza. Ecco, avete un'idea di quanto può essere la perdita a livello occupazionale? Si stima metà, un terzo circa. Potrebbe essere almeno per la prima parte e mi riferisco al mese di giugno, dopodiché luglio si dovrebbe ripartire a pieno regime perché stanno tornando adesso praticamente tutte le prenotazioni. Ecco, abbiamo sentito anche che comincia a muoversi il turismo straniero, anche se ovviamente per il momento non c'è la possibilità dello spostamento, ma si sta discutendo e cercando di riaprire, per cui anche da voi si cominciano a vedere questi movimenti di turismo straniero? Sì, si erano iniziati a vedere già dalla scorsa settimana perché alcuni turisti di lingua tedesca comunque facevano il giro per altri stati senza passare per l'Austria e quindi avevamo turisti anche la scorsa settimana che parlavano la lingua tedesca e saranno sempre di più. Adesso vedremo se il canale si apre, il turismo con la Germania, e quindi poi ripartiremo molto bene perché non dimentichiamo che Caorle ha un 60% di turismo straniero e di questo 60% il 60% se non di più è proprio Germania ed Austria. Ecco, lei mi sembrava di aver capito che alcune strutture ricettive hanno già avuto qualche prenotazione o comunque qualche chiamata, qualche segnale del turismo. I tedeschi stanno chiamando quotidianamente, anche se sono un po' prudenti, evidentemente questo perché il messaggio che in Germania viene dato è ancora un po' di timore, però è frequente, ogni giorno tutte le strutture ricevono le telefonate dei clienti, quelli stranieri, anche italiani naturalmente, ma anche quelli stranieri che sono da sempre stati fidelizzati e quindi appena si sbloccherà ripartiremo a pieno regime anche con gli stranieri.
Secondo lei rimane un po' la preoccupazione per quello che è accaduto o, come insomma dicono in molti, fortunatamente insomma ci si dimenticherà presto di questa pandemia? Io ritengo che stiamo superando velocemente quello che è successo, perché la voglia di libertà sta prevalendo sulla paura dell'emergenza sanitaria. E nel momento in cui toglieranno le mascherine, che sia provvedimento della regione o del governo, poi vedremo, comunque vi sarà la ripresa della vita normale ed è un'esigenza sentita, la gente ha bisogno di tornare velocemente alla normalità. Io ritengo che già nelle prossime settimane il problema sarà superato, confidando che poi non ritorni più l'emergenza nel proseguio. Sindaco, come comune avete messo in campo dei progetti per incentivare insomma il turismo? Abbiamo attivato già da un mese circa una campagna promozionale sui media e anche con le televisioni e attraverso dei video realizzati che mostrano che Caorle ha già la struttura pronta della spiaggia, che Caorle ha già le strutture alberghiere, il ricettivo, le seconde case pronte, quelle per i turisti, e soprattutto stiamo facendo passare il messaggio che a Caorle c'è la vacanza sicura, perché lo è sempre stata, prima di Covid, e oggi è anche una vacanza assicurata, perché come amministrazione comunale, oltre a realizzare dei video che poi sono andate nei media nazionali italiani ma anche di stati stranieri dove attingiamo alla ricettività turistica, abbiamo attivato come amministrazione comunale, pescando dai soldi della tassa di soggiorno, una assicurazione che diamo noi a tutti i turisti, in modo che nel caso malaugurato, e ci auguriamo di no, insomma, che dovesse capitare che qualche positività venga riscontrata, ci sarà l'assicurazione che copre quella che avrebbe dovuto essere la vacanza, e stiamo uscendo adesso praticamente con il messaggio pubblicitario anche di questo tipo. Ecco, un'ultima domanda, Sindaco, purtroppo questa pandemia ha creato anche delle nuove povertà, moltissime famiglie si trovano in grave difficoltà, insomma, dopo mesi e mesi insomma, di fermo. Voi come comune come state cercando di aiutare insomma, i cittadini? Rispetto a quelle che erano le famiglie tradizionali assistite dalla nostra assistenza domiciliare, con l'emergenza Covid sono più che triplicate attualmente le famiglie alle quali prestiamo assistenza. Siamo intervenuti dapprima con le risorse che il governo aveva anticipato, dei trasferimenti già spettanti ai comuni che ha anticipato di qualche mese, ma poi abbiamo attivato anche qui una campagna di donazioni e abbiamo avuto molte associazioni, molti imprenditori, ma anche molti privati che hanno effettuato donazioni anche importanti. Questo ci ha consentito di mettere in condizione la struttura comunale di intervenire direttamente con l'assistenza alle famiglie. Stiamo ancora continuando e abbiamo risorse insomma, per coprire anche giugno e probabilmente luglio, qualora dovesse essere necessario. Ultima domanda, Sindaco, insomma la bella giornata soprattutto di ieri, sono iniziati anche i primi bagni? Sì, ma già la scorsa settimana erano in acqua. Il servizio di salvataggio inizia questa settimana qui, questo fine settimana, in tutto il litorale, ma già la scorsa settimana qualcuno aveva fatto il bagno. Oggi la temperatura non era proprio l'ideale, ma c'è gente in acqua anche oggi. Certo, Sindaco, che 2 settimane fa non si pensava di riuscire insomma a tornare ad una normalità. No, non si pensava, però lo spirito imprenditoriale nostro che abbiamo qui, abbiamo noi veneti, è una cosa che ci ha dato una determinazione tale da ripartire immediatamente e superare la paura che c'era. Sindaco, io la ringrazio. Grazie a voi. Grazie davvero. Grazie e buona domenica. Insomma, dunque l'avete sentite, le zone balneari sono state prese d'assalto, non solo le zone balneari ma anche Venezia, l'avete visto, sono state prese d'assalto dalle persone che hanno voglia comunque di ricominciare, voglia di spostarsi dopo 2 mesi insomma, di fermo nelle proprie abitazioni o comunque l'impossibilità di spostarsi da un comune ad un altro, insomma adesso la voglia di ritornare alla normalità. Domani poi l'abbiamo detto più volte, ci sarà la giornata insomma
possiamo chiamarla la giornata simbolo, perché insomma ci si potrà togliere la mascherina nei luoghi all'aperto, lo ricordiamo perché va detto non nelle zone di assembramento, quindi se ci si trova in zone dove ci sono più persone la mascherina va portata, insomma nessuno vuole tornare indietro, quindi i contagi attualmente lo abbiamo visto, la curva è sempre in diminuzione, i contagi sono davvero pochi, quindi bisogna mantenere, rispettare le regole per poter mantenere questa situazione ormai insomma sotto controllo. Per quanto riguarda invece il Presidente, oggi Luca Zaia, oggi nella sua conferenza stampa ha parlato anche dei 5 ospedali, gli ospedali vecchi che erano stati riallestiti durante proprio l'esplosione della pandemia, dice creando 740 posti letto nuovi che per fortuna dice non abbiamo utilizzato, però li teniamo lì, dice diamo un giro di chiave, li teniamo pronti per l'autunno, perché dice il governatore Zaia io non posso arrivare ad ottobre con una reinfezione e aver smantellato queste strutture, lo ha detto appunto il governatore Luca Zaia parlando delle 5 ex strutture ospedaliere, parliamo di Valdobbiadene, Monselice Zevio, Bussolengo e Isola della Scala, riallestite dice nel piano dell'emergenza coronavirus. Zaia ha annunciato che nel giro di un paio di settimane la regione depositerà il nuovo piano di sanità pubblica, se si ripresentasse il virus nella maniera del 21 di febbraio, ha aggiunto, ho chiesto ai miei dirigenti che voglio vedere schierata l'artiglieria pesante, l'esercito, dice siamo riusciti a fare esperienza sul Covid limitando i danni, quindi pensiamo a cosa sta accadendo negli Stati Uniti o in Brasile, non possiamo permetterci di fare errori nel prossimo giro. Oggi a Venezia poi fra l'altro è stata anche la giornata del Mose. Dice spettacolo dunque pubblico con la gente ad assistere alla spiaggia dalla spiaggia della diga degli Alberoni per la doppia prova di sollevamento delle schiere di paratoie del Mose. Oggi quindi alla bocca di Porto di Malamocco, visibile appunto dal Lido e 18 in quelle di Chioggia, un test portato a termine con successo, l'ultima prima della prova generale del 30 giugno. L'innalzamento delle dighe in laguna è iniziato poco dopo le 13 e si è concluso alle 15 con le barriere tuttora alzate, un collaudo svolto con buone condizioni meteo e mare calmo. Ed io torno a vedere nel mio schermo la nostra Anna Maria Parise che si trova a Cavallino Tre Porti. Anna? Sì, eccoci qua. Sì, ci stavamo posizionando a favore di Camera, eccoci qua. Siamo ospiti di uno dei campeggi più grandi d'Europa, anzi per la verità è il secondo campeggio più grande d'Europa, che è veramente, pensa che ha una capienza di 12.000 e più posti letto e al momento sono ospitate circa 3.000 persone che arrivano naturalmente da tutto il Veneto. E allora io ringrazio per l'ospitalità Patrizia Castelli, che è la direttrice, Patrizia, di questa struttura. Grazie a voi per essere arrivati da noi, grazie, e grazie a tutti i veneti che calorosamente hanno inaugurato con noi questa 66esima stagione. Tra l'altro, Daniela, mentre noi stavamo arrivando qui al Cavallino, devo dirti che abbiamo trovato anche la famosa coda della domenica, e con un po' di patema da una parte perché pensavamo di essere in ritardo rispetto alla tabella di marcia, ma con grande conforto anche dall'altra, perché ci ha permesso di ritrovarci in quel clima che siamo abituati a conoscere ogni domenica, il clima della gente che va anche come pendolare al mare. Chi sono le persone che hanno prenotato e
Quando avete registrato queste ultime prenotazioni, Patrizia? Allora, una grande sorpresa perché negli ultimi giorni finalmente hanno ripreso le prenotazioni, sono del tutto quasi scomparse le cancellazioni, quindi questo ci fa ben sperare. Soprattutto in questi giorni è un mercato esclusivamente veneto, in parte vicentini, soprattutto padovani, trevigiani, ma comunque veneto intero, e questo ci fa molto piacere. E quindi questa è un'occasione anche per far conoscere la struttura a chi fino ad ora non aveva mai avuto modo di visitare, per cui ci siamo inventati anche un'altra formula che può essere inteso per il campeggiatore per un giorno con il day camp, ossia non c'è più l'obbligo di prenotazione di pernottamento, ma questo ospite riceverà una piazzola dove lui avrà una tenda con poi anche il parcheggio auto e potrà godere di tutti i servizi dalle 8 del mattino alle 23. Questo l'avete ideato adesso, vista l'emergenza in atto? Assolutamente, è un'opportunità che ha creato questa grave crisi che naturalmente attanaglia tutto il turismo, però abbiamo pensato che eventualmente anche per le persone qui delle zone limitrofi può essere un'opportunità di godere dei nostri parchi acquatici o perché no della nostra ampia spiaggia in totale sicurezza naturalmente. Ecco, mentre vediamo che c'è ancora chi continua a fare giustamente jogging per tenersi in forma, per esibirsi al meglio in costume da bagno, alle nostre spalle ombrelloni blu e gialli. Come vengono sanificati, Patrizia? Naturalmente oltre ad esserci distanziamento che comunque c'è sempre stato, perché grazie all'ampiezza del nostro arenile questo è sempre stato possibile, è di 3,90 x 3,90 la distanza tra una postazione e l'altra, e poi la massima accortezza da parte del nostro personale di sanificare le sdraio e tavolino nel momento in cui viene eventualmente utilizzato da un'altra persona, da un altro ospite. Quindi ogni volta vengono sanificati? Esattamente, ogni cambio di famiglia, di ospite deve essere sanificato qui, così come presso i parchi acquatici da parte del nostro personale del salvamento o comunque assistenti bagnanti. Ecco, e poi per quanto riguarda, parliamo anche della sanificazione dei servizi, lì bisogna essere particolarmente attenti. Sì, noi da sempre abbiamo dato naturalmente importanza alla pulizia, adesso a maggior ragione la sanificazione deve essere un requisito fondamentale per garantire sicurezza, tanto che cerchiamo di assolutamente presidiare tutto il giorno i vari servizi igienici aperti, al momento ne abbiamo 5 in funzione e fino a 5 volte sanifichiamo tutte le zone di contatto, quindi le superfici, chiavistelli oppure le maniglie delle porte e quindi questo assolutamente deve essere un requisito fondamentale per la sicurezza. Quindi 5 volte al giorno? Assolutamente, sì. Secondo l'ordinanza, lo ricordiamo, dovrebbero essere invece al massimo 3, vero? 3, sì, dovrebbero essere 3, ma noi pensiamo che più si fa meglio è. Sì, sono d'accordo pienamente. E poi per quanto riguarda anche la questione della sanificazione dei parchi giochi, perché vi siete dedicati particolarmente anche ai bambini, qui hanno dei parchi giochi pazzeschi, addirittura un posto per 1100 persone con la sabbia bianca, il parco acquatico per i bimbi bellissimo. Sì, all'ingresso di ogni parco acquatico l'assistente bagnante naturalmente deve registrare e mantenere per 14 giorni l'elenco delle persone che avranno accesso al parco acquatico, che però appunto vista l'estensione di cui parliamo abbiamo una capacità ricettiva anche all'interno dello stesso parco acquatico di 1100 persone, quindi oggi sicuramente i bambini hanno goduto appieno della libertà senza folla e senza grandi code di tutti gli scivoli all'interno dello stesso parco acquatico. Lì naturalmente essendoci acqua clorata non è un problema la sanificazione diventa eventualmente più da gestire nei vari giochi che esistono lungo l'arenile. Allora lì andiamo con un nebulizzatore che poi chiaramente ha un prodotto chimico o comunque a base di cloro a sanificare tutte le superfici del gioco.
Insomma, una attenzione molto forte con una anche riconversione di certi servizi per la questione della sicurezza, per tutelare tutti gli ospiti. Nel frattempo, mentre lei, Patrizia, stava parlando, io salutavo con la mano una bimba che ci sta guardando, bimba con mascherina, e che prima ci raccontava come ieri sera sia andata ad assistere ad una rappresentazione teatrale qui da voi con la mascherina e col distanziamento sociale. Sì, premetto che abbiamo annunciato la serata con un annuncio prima in italiano e poi in veneto, invitando tutti gli ospiti a partecipare, naturalmente sempre su prenotazione. Questa sera ci sarà la replica e domani sera pure, in modo tale che diamo la possibilità a tutti i gruppi e le famiglie di partecipare, e abbiamo distanziato i posti alternandoli presso il nostro anfiteatro, però hanno tutti mantenuto rigorosamente il distanziamento, si sono divertiti e hanno vissuto un'ora spensierata anche i bambini, che fino a questo momento hanno anche loro patito per questo dramma. Sì, i bambini particolarmente. Dunque, Daniela, se non hai domande da studio, intanto io volevo ricordare anche tutti i nostri ospiti che ci stanno seguendo da casa, i nostri telespettatori, che Cavallino Treporti ha una bandiera eccezionale, perché dal punto di vista della qualità dei servizi è la città veneta che detiene un primato a livello europeo per quanto attiene alla qualità dei servizi offerti dai suoi campeggi, che poi sono dei villaggi turistici, molto di più delle vere e proprie cittadelle, come questo camping a 5 stelle che ci sta ospitando. Avete in mente di potenziare i vostri programmi anche per attrarre, naturalmente immagino, non soltanto l'arrivo dei tedeschi e austriaci che auspicate arrivino, ma anche da altre località? Assolutamente, qualora fosse possibile. Noi stiamo attendendo solo questo per poterlo fare. Sicuramente, ripeto, questa è stata una grande opportunità, perché i veneti, non solo i veneti, ma gli italiani non conoscono molto le nostre strutture, e ricordiamo che Cavallino è la seconda spiaggia, Cavallino Treporti è la seconda spiaggia d'Italia, per cui ci auguriamo che questo possa essere un modo per dire ok, ci provo, vado in vacanza lì, e quindi aspettiamo tutti in questo meraviglioso territorio. Vuole dire in Veneto? Assolutamente, vi aspettiamo tutti quanti, rive che siamo qua. Senti, Hai Anna, capito, una perché domanda. Cavallino Treporti effettivamente è la... Sì. No, solo una domanda. Hanno trovato difficile attuare le linee guida lì nei campeggi? Sì, mi chiedevano da studio se effettivamente è stato difficoltoso per voi adottare le linee guida previste dalla Regione e dal DPCM. Assolutamente, noi come personale, diciamo, mantenendo sempre i dispositivi, comunque igienizzando sempre le mani, abbiamo 200 colonnine dislocate con igienizzante presso tutta la struttura, che siano front office, che siano servizi igienici, in ogni ingresso o comunque anche all'aperto, laddove ci sono i giochi, c'è una colonnina con l'igienizzante, e così diventa naturalmente naturale anche durante la pratica di front office igienizzare le mani portando la mascherina, e quindi non è stato assolutamente un problema, e non lo sta vivendo come un problema nemmeno l'ospite, perché ieri ce l'ha sottolineato che finalmente ha potuto godere in piena libertà e un po' di relax all'aria aperta, soprattutto perché le strutture all'aria aperta permettono questo, di vivere la vacanza in piena libertà, anche se ci sono delle maggiori attenzioni. Quant'è il personale che lavora normalmente qui da voi, e se ne avete assunto di nuovo proprio in virtù appunto delle necessità Covid? Da noi normalmente sono impegnate 500 persone. Adesso naturalmente stiamo attendendo numeri maggiori per incrementare il numero adesso che è già impiegato, perché abbiamo 40 attività commerciali all'interno, oltre a tutti gli appalti di pulizie, di pulizia dell'arenile e soprattutto comunque degli assistenti bagnanti, che ne abbiamo solo quelli, sono 45.
Ecco, e tra l'altro qui c'è una mostra permanente anche, lo dico perché è interessante dal punto di vista storiografico, dicevo, questa mostra permanente di macchine che sono esposte in vetrina, ma sono proprio chiuse dentro una stanza, una teca, sì, una stanza con le cui pareti sono fatte di vetro. Perché? Perché abbiamo sempre tenuto in considerazione la nostra storia che risale al 1955, quando i due pionieri fondatori di questa azienda hanno dato modo ai primi operai di un'industria automobilistica tedesca di venire in vacanza, e da lì si è sviluppato quello che adesso è diventato appunto uno dei leader dell'aria aperta a livello europeo. Hai capito, quindi c'è una storia molto importante per quanto attiene anche agli operai. Venivano qui perché questo era il posto che insomma era previsto per loro dal loro datore di lavoro, e quindi nella teca le macchine di questa famosa e nota casa automobilistica. A questo punto, se non hai domande da studio, Daniela, ti restituirei la linea ringraziando Patrizia Castelli, la direttrice di questo stabilimento, di questo grandissimo campeggia 5 Stelle. Grazie davvero Anna Maria, grazie anche alla tua ospite. Grazie. Ci vediamo dopo. Sì, grazie anche a Paolo Barbato che si trova con loro in questo viaggio a Cavallino Tre Porti per far vedere insomma come la situazione sta tornando alla normalità. Adesso ci fermiamo, se non sbaglio, per una piccola pausa pubblicitaria e poi torneremo in studio perché parleremo dal mare, andremo a parlare della montagna. Siamo tornati nuovamente in studio, continuiamo con questa edizione straordinaria fino alle 19:30, poi il nostro telegiornale di Treviso. Abbiamo visto insomma fino ad ora le zone balneari, questi giorni insomma di afflusso di buon afflusso di persone nelle spiagge e al mare. Adesso andiamo a vedere invece come è andata invece questo fine settimana in montagna, e ci colleghiamo subito con il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin. Buonasera a tutti. Buonasera, dunque spiagge prese d'assalto, come è andata in montagna? Ma direi bene, come fine settimana direi questo è un ponte lungo e diciamo che le premesse sono state positive, non c'è il pienone ovviamente delle grandi giornate d'estate. Io questo lo posso vedere anche nel flusso di traffico. Devo dire che soprattutto su Longarone di solito c'è questa grande colonna nell'andare verso la montagna e nel rientro. In questi 2 giorni c'è stato diciamo un traffico normale, quindi tutto sommato è positivo, ma è chiaro che la gente deve ancora capire, quindi deve ancora secondo me prendere coscienza delle possibilità che ha, e quindi ci vorrà ancora un po' di tempo, anche se questo punto di partenza, visto anche che il tempo ha tenuto, devo dire che è positivo. Insomma, si spera davvero per questo ponte del 2 giugno, un ponte importante che arriva dopo un blocco di 3 mesi. E di fatto sì, questo blocco ha ovviamente inciso in maniera molto forte su tutte quelle che sono le attività ricettive, sui ristoranti, gli esercizi pubblici, e devo dire che ci voleva sicuramente questa riapertura in questo momento. Diciamo che le premesse per una stagione che possa comunque guardare con ottimismo ci sono tutte. Devo dire che le attività hanno ripreso, cercando di investire anche per garantire quella tutela e sicurezza da parte del cliente, del turista. Devo dire sinceramente che anche i dati sono confortanti sul contagio. Mi pare che insomma nel Veneto ormai si contano sul dito di una mano i nuovi contagi, e poi ovviamente ci sono giorni dove ovviamente calano sia i pazienti ricoverati in ospedale, ma sia soprattutto quelli in terapia intensiva. Quindi i dati ci fanno ben sperare, che poi sono dati che, a parte la Lombardia, che comunque ha sempre dei numeri, ci sono ancora qualche decina comunque di positivo al giorno, nel resto del nostro paese mi pare che le cose siano sensibilmente migliorate. Ecco, qualcuno dice insomma una ripresa che sarà comunque difficile e sarà molto difficile insomma ritornare ad una normalità non solo nella quotidianità ma proprio anche a livello economico.
Ma penso che sarà molto dura dal punto di vista economico. Adesso noi i primi bilanci li trarremo, penso, alla fine di questa stagione estiva. Per quanto riguarda il settore del turismo, questi mesi di chiusura forse non hanno inciso tantissimo, perché era un po' una stagione primaverile, una stagione che comunque non è il clou. Dobbiamo vedere adesso e soprattutto l'invernale cosa ci potrà presentare, nell'auspicio che questo maledetto coronavirus non ritorni, perché a quel punto là sì, le condizioni potrebbero essere molto difficili. Ci sono invece altri settori economici che invece secondo me stanno patendo moltissimo, come il mondo del commercio in generale, e c'è da valutare, da capire invece il mondo dell'impresa. Qui i dati sono abbastanza preoccupanti, nel senso che abbiamo dei numeri di chiusura di attività che cominciano ad arrivare, ma anche le grandi aziende stanno sfruttando molto ancora la cassa integrazione, perché comunque la ripresa è lenta e sarà graduale, e mi auguro che possa essere completa, perché altrimenti sì, potrebbero avere delle ripercussioni forti a livello occupazionale. Ecco, lei parlava di numeri già arrivati, insomma, di chiusure di attività di imprese, numeri che lei dice che sono davvero preoccupanti. Sì, in una regione poi come la nostra, come quella del Veneto, che comunque ha una fortissima diciamo solidità, e siamo molto solidi, cominciare a vedere alcuni numeri di imprese, soprattutto artigiane, che chiudono, sicuramente questo ci fa preoccupare. C'è bisogno sicuramente di interventi forti, e adesso mi auguro che il governo possa dare concretezza alle misure che sono state messe in atto, che diciamo per le possibilità, penso, del nostro paese in questo momento è ciò che si può. In questi giorni abbiamo avuto una buona notizia con noi come enti locali, come comuni e province, di questa ripartizione di circa 3 miliardi e mezzo di euro tra comuni e province, che ci permetterà soprattutto di sostenere le attività, quelle più in difficoltà, anche con un segnale forte da parte degli enti locali. Ecco, questo era importante, soprattutto alla luce anche di questi mancati ricavi che gradualmente i comuni in questi mesi hanno dovuto subire. Quindi devo dire che è un percorso che sarà molto lungo, che sarà complicato, ma sono convinto che anche questa volta il nostro voler uscire, la passione nel fare le cose ci aiuterà a superare anche questa crisi che, ripeto, forse a livelli storici non è mai avvenuta, insomma. Ecco, ci dicevano in molte zone turistiche, insomma, il problema grosso sarà anche il livello occupazionale, nel senso che purtroppo molte strutture ricettive hanno assunto la metà delle persone che avrebbe assunto, insomma, ovviamente in tempi normali, accade anche lì, insomma, nelle zone montane. Queste sono le ricadute negative di tutto questo, perché ovviamente c'è un ridimensionamento, soprattutto anche nei ristoranti, dove ovviamente la capacità di accoglienza delle persone è stata radicalmente, drasticamente modificata, e questo ovviamente crea delle conseguenze che, al di là di quelli che sono un po' le persone in servizio, ci sia una riduzione sensibile. Questo è un problema molto molto forte. Per quello che dico, penso che dei bilanci più precisi li potremo trarre alla fine della stagione estiva, dove cercheremo di capire realmente quali sono le famiglie che sono in difficoltà, quali attività sono riuscite a superare la crisi, e soprattutto questi 3 mesi di chiusura totale, quale diciamo così impatto hanno avuto direttamente nell'economia di queste attività. Ecco, noi pochi giorni fa parlavamo anche di turismo straniero, ne parlavamo, insomma, qualche movimento c'era. Oggi il ministro dell'ambiente Sergio Costa ha detto che è giusto riaprire tutte le regioni, ma con il giusto monitoraggio, dice, in modo da consentire la mobilità tra tutte le regioni a partire dal 3 di giugno. Le famiglie italiane, dice, sanno stare attente, riaprire i confini con quella sana attenzione, basta essere quel giusto attenti. Ormai, ha affermato, abbiamo imparato ad essere attenti, rientra nel nostro quotidiano il distanziamento sociale piuttosto che quella sana attenzione igienico-sanitaria personale. Quindi, insomma, si sta discutendo di riaprire, insomma, per il 3 giugno, quindi è imminente, insomma. Questo per quanto riguarda il movimento tra regioni. L'auspicio è anche che ci sia anche nei vicini paesi stranieri. Io spero veramente che non vengano posti dei veti alla circolazione, soprattutto degli stranieri che arrivano dai paesi più vicini, dico Austria, Germania,
Svizzera, Olanda, Belgio, insomma quelli, oltre ovviamente anche alla Croazia e alla Slovenia, che sono comunque paesi vicini a noi in cui c'è sicuramente bisogno di quel tipo di turismo. Quindi queste sono delle azioni che secondo me dovranno essere gestite al meglio da parte del nostro governo, e anche ovviamente perché poi le ricadute sono dirette su di noi. Noi siamo partiti con un lavoro, diciamo così, destinato a un turismo cosiddetto di prossimità, quindi legato soprattutto agli italiani, ma poi ci siamo subito resi conto che è insufficiente da gestire, e soprattutto è insufficiente dal punto di vista del ritorno economico. Quindi c'è bisogno di un turismo che è cresciuto fortemente in questi ultimi anni, soprattutto anche nei paesi dell'est, che potrebbero essere veramente una grande opportunità, sui quali abbiamo lavorato anche a livello promozionale molto forte. È un problema, ad esempio, quest'anno c'era una grande opportunità tra i paesi dell'est, c'era l'Ungheria, quest'anno il Giro d'Italia sarebbe dovuto partire proprio da Budapest, e sarebbe, penso, stata una occasione importante per unire due paesi che vivono di turismo, e che quindi poteva essere una grandissima occasione. Purtroppo questo non è avvenuto. Mi auguro che si possa riprendere questo filo diretto con un altro dei paesi dell'est che potrebbe portare dei benefici al nostro settore in Italia. Fra l'altro tante manifestazioni importanti, sportive, ma non solo, insomma, che sono state cancellate, e che sono stato un ulteriore grave danno per le zone soprattutto montane. Oggi è arrivata anche la notizia del rinvio al prossimo anno della Dunata degli Alpini. Si doveva svolgere a Rimini, non nella nostra regione, però anche questo è un po' un segnale di una impossibilità di organizzare eventi poi di massa. Noi abbiamo moltissime purtroppo manifestazioni a livello sportivo che ormai erano diventate un punto di riferimento per gli appassionati della mountain bike, dell'ultra trail, cioè ci sono tantissimi eventi che sono cresciuti in questi anni, che hanno portato migliaia di persone sulle nostre montagne, sulle nostre Dolomiti, che purtroppo sono state cancellate. Non so, la Gran Fondo per esempio è un'altra di queste. Cioè questo è un problema che avrà anche questo delle ripercussioni forti su coloro i quali ovviamente avevano la possibilità di pernottamenti prolungati, c'era stata una grandissima crescita anche dovuta a questi eventi sportivi, che purtroppo sono stati via via nel corso delle ultime settimane cancellati. Tra l'altro lei appunto l'ha annunciato, il rinvio della Dunata degli Alpini, insomma, è una delle notizie che ha fatto più scalpore. Io penso che non abbiamo mai visto un rinvio in nessun momento, insomma, proprio della Dunata degli Alpini. Mi pare che dicevano oggi che dal 1950 non c'è mai stato nessun tipo di rinvio. Ovviamente è un dispiacere. Io l'ho vissuta da sindaco e da presidente praticamente in questi ultimi 10 anni, penso di averne saltata forse 1 o 2 al massimo, e sono dei grandissimi momenti di partecipazione, di unità, di grande festa, e questo è sicuramente uno degli eventi più partecipati che ci mancherà. Mi pare di aver capito che comunque riproporranno Rimini per il prossimo anno, e penso, facendo slittare Udine, che era stata programmata per il 2021, che quindi dovrebbe slittare per il 2022, anche se non ho notizie ufficiali in questo senso. Però per il mondo degli alpini, c'erano circa 500.000 penne nere che partecipavano a questa Dunata, è stato sicuramente un brutto colpo. Fa un certo effetto sentire che le penne nere non si riuniranno nella classica, ormai tradizionale e storica adunata, insomma, e per Rimini sicuramente è un altro colpo, anche se poi verrà rinviata nello stesso luogo. Sì, per fortuna è stata fatta questa scelta, perché ovviamente preparare un evento del genere ci vuole almeno un anno. Insomma, anche loro si troveranno, come è in procinto il rinvio dei mondiali di sci alpino a Cortina dal 2021 al 2022, anche loro si potranno preparare ancora meglio per ospitare questa grandissima festa delle penne nere. Senta, oggi l'assessore regionale al turismo Caner invitava i veneti a rimanere in Veneto, insomma, di fare le vacanze in Veneto per risollevare, insomma, un po' tutto. Questa è una scelta, penso che mi auguro possa essere veramente ascoltato il nostro assessore regionale, perché
comunque riusciremo a dare un po' di ossigeno alla nostra economia, e quindi devo dire che le spiagge, per chi vive in montagna e chi dal mare cerca la montagna, possono utilizzare proprio le nostre terre, perché offrono quanto penso di meglio ci possa essere a livello di ambiente, di ambientazione, di salute. Insomma, penso che abbiamo tutte le carte in regola per poter ospitare i veneti. Dopodiché, ovviamente, questa è la base, dopodiché abbiamo anche il dovere di allargarla il più possibile. Senta, si parlava prima anche, insomma, dell'apertura appunto tra regione e regione, un po' la preoccupazione. C'è chi dice che non vorrebbe, insomma, i veneti in alcune zone perché sono state meno contagiate, e lo stesso probabilmente vale anche per il Veneto. C'è un po' una sorta di preoccupazione nel far arrivare magari persone da regioni dove ci sono stati contagi più massicci dei nostri. Guardate, vi racconto questo piccolissimo aneddoto che ormai risale un paio di mesi fa, a marzo, quando l'isola di Ischia di fatto chiese, cioè, anzi c'era l'idea di vietare proprio l'arrivo del turismo del nord. Noi, fra l'altro, io come sindaco anche di Longarone, ho un patto di amicizia, abbiamo stretto con Casamicciola Terme, che è uno di quei 6 comuni dell'isola di Ischia che ospitarono dopo il Vajont alcuni nostri bambini orfani, e è nata una sorta di collegamento e di amicizia tra queste due comunità, e quindi mi hanno telefonato da lì per commentare la cosa, e io ho detto che mi auguro che questa decisione non venga presa, e alla fine, appena finirà tutto questo, magari andrò a Casamicciola, insomma, a sancire una sorta di pace sociale, senza farla più grande di quella che è, ma insomma, per farvi capire come si era creato proprio alcuni mesi fa veramente una situazione di grande difficoltà. Io penso che adesso le cose si siano abbastanza stabilizzate, c'è solo il grosso problema della Lombardia, ma insomma anche da quel punto di vista, insomma, pian piano mi pare che le cose stiano migliorando. C'è bisogno anche di unità nazionale da questo punto di vista. Non possiamo sicuramente vedere chi ha subito una situazione di maggior disagio e di maggior criticità chiudere le porte in faccia, perché sarebbe veramente una cosa che non condivido assolutamente. Quindi penso che anche da questo punto di vista si possa fare, se non si può fare subito, ma almeno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, fare in modo che tutto il paese possa circolare liberamente, tranquillamente. Ecco, non so se ha sentito la questione un po' che ha sollevato più di qualche polemica, la questione della Grecia, insomma, paese, insomma, a noi amico, e comunque molti turisti italiani, insomma, la preferivano come meta. Questa ha sollevato... Diciamo così, il rapporto è con l'esempio che ho fatto io prima di questa piccola comunità dell'isola di Ischia, e devo dire che mi auguro veramente che non si possano creare queste divisioni così forti, anche perché, ripeto, tutta l'Europa, o almeno gran parte dell'Europa, ha subito tutto questo, e ora le cose stanno migliorando ovunque, e quindi penso che la prospettiva deve essere di una libertà che si possa acquisire, nella speranza, come dicevo prima, che in autunno non ritorni. Sindaco, la ringrazio. Grazie. Sindaco e Presidente, grazie davvero. Grazie, buona domenica. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie, buona domenica. Dunque siamo passati dal mare alla montagna, abbiamo visto, insomma, questa movimentazione, l'abbiamo detto anche oggi il Ministro all'Ambiente, insomma, ha parlato del 3 giugno come data per poter riaprire, insomma, anche le regioni, quindi poter avere la possibilità di spostarsi da una regione all'altra, e quindi, insomma, anche contribuire adesso al rilancio vero, insomma, del turismo, non solo il turismo della propria regione, ma anche appunto il turismo più in generale. Io non so, ma vedo nello schermo Anna Maria Parisi, che si trova sempre il nostro viaggio a Cavallino Tre Porti, quindi gli cedo la parola. Ci siamo spostati, siamo andati in un altro camping, siamo sempre al Cavallino, e con questa super mascotte Spin, ecco qua, dammi il 5 Spin, che accoglie tutti gli ospiti di questa struttura. Chiederei anche al direttore responsabile di avvicinarsi. Buongiorno. Buongiorno, Filippo Fagiotto, eccomi qui.
Ecco, direttore, quanta la gente che ha prenotato fino adesso e quanti posti disponibili da voi? Allora, il nostro camping ha a disposizione circa 3.500 posti, quindi possiamo ospitare fino a 3.500 persone, e questo ponte si è rivelato una bella scommessa, penso vinta, perché abbiamo avuto grande richiesta, grande affluenza. Da dove arrivano comunque i vostri turisti? So che oltre il 50% normalmente prima del Covid arrivavano dalla Germania e dall'Austria. Sì, esattamente, noi abbiamo prevalentemente una clientela straniera, molti tedeschi soprattutto. Gli italiani arrivano, quest'anno credo che arriveranno molti di più, perché questa occasione ha sicuramente ci ha dato la possibilità di farci conoscere anche dai veneti e dai clienti che di solito magari sceglievano altre destinazioni. E quindi insomma penso che sarà è una bella occasione per tutti, insomma. Ma adesso con l'emergenza Covid avete pensato in particolar modo a una riqualificazione, giusto? Certo, assolutamente. Allora, parliamo di piscine, abbiamo gli ingressi contingentati, abbiamo creato dei canali solo per l'ingresso e delle uscite dedicate, ovviamente opportunamente segnalate. Poi all'interno del parco acquatico del Plateatico abbiamo distanziato le postazioni ombrellone e lettini. Oltre a questo i nostri bagnini, quindi i nostri sorveglianti della balneazione, garantiscono il rispetto del numero massimo delle persone, quindi sanno benissimo che devono controllare anche gli accessi e garantire che ci siano delle distanze sufficienti. Dunque, insomma, avete sentito la nostra Anna Maria Parisi insieme a Paolo Barbato che hanno fatto questo viaggio a Cavallino Tre Porti per vedere com'era la ripartenza. Ora io mi fermerei, vedo che c'è la pubblicità, quindi mi fermerei per una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo di nuovo in studio con l'ultima parte di questa edizione straordinaria. Rieccoci nuovamente in studio per questa ultima parte della nostra edizione straordinaria. Vorrei tornare a parlare proprio per un momento di un evento importante che riguarda Venezia ed è il MOSE. Dopo vi daremo le notizie appunto di questo test nuovo importante per la città lagunare. Però vedo subito sullo schermo Silvana Tosi, consigliere comunale della Lega di Venezia. Buonasera Silvana. Buonasera. Dunque, lei si occupa soprattutto del sociale e questa pandemia ha creato non pochi problemi, una povertà, ha aumentato insomma, il numero di persone che si sono trovate e si trovano tuttora in grave difficoltà. Che progetti avete per queste persone? Sì, buonasera a tutti. Io prima vorrei dire che oggi è il 31 maggio, quindi è la giornata mondiale senza tabacco. Lo slogan è proteggi la tua salute e riduci la povertà. E io vorrei invece dire e mi auguro che ogni giorno sia la giornata mondiale senza tabacco, perché ricordiamo che anch'esso uccide. Per quanto riguarda i locali veneziani, il 18 maggio sono stati riaperti i locali, però non tutti, perché alcuni sono rimasti chiusi perché la clientela è poca, i turisti purtroppo non ci sono e alcuni gestori temono di non riuscire a pagare le spese. Sono trascorsi inoltre 100 giorni dal 21 febbraio. Il 21 febbraio abbiamo avuto la prima vittima in Italia, Adriano Trevisan, e attualmente abbiamo 43.691 positivi. Ieri abbiamo avuto una sola vittima. Voglio un po' illustrare il lavoro perché è molto importante conoscere la difficoltà dei nostri lavoratori. Riaprono 8 imprese su 10 e il 30% rischia la chiusura totale. Il 70% dei bar e ristoranti hanno deciso la riapertura
Poi nell'ambito alberghiero, è una notizia di ieri, 5.000 sono senza lavoro e rinunciano al servizio ristorazione, quindi chef e camerieri rimarranno senza lavoro. Sono fermamente preoccupata per il lavoro dei nostri cittadini e naturalmente è implicito quindi che è a rischio lo stato sociale e abitativo dei cittadini veneziani. Cosa pensiamo di fare per questi cittadini? Prima di tutto è importante la cassa integrazione che deve arrivare immediatamente. Alcuni stanno ancora aspettando la cassa integrazione di marzo e aprile. Il bonus spesa che è stato erogato una sola volta, io chiedo che venga erogato mensilmente, se non in modo quindicennale. Inoltre bisogna detassare le utenze, il governo deve capire che deve detassare tutte le utenze, gas, luce, acqua. Inoltre è essenziale fare una riforma fiscale applicando la flat tax, ossia il 15%. Dobbiamo bloccare i licenziamenti. Il decreto rilancio già se ne è occupato e chiede 5 mesi di blocco per quanto riguarda i licenziamenti. Invece io dico che è necessario applicare un anno. Attualmente auspico anche una politica sociale e quindi abitativa molto diversa da quella che è stata attuata ora a Venezia, nel mio comune, poiché per quanto riguarda le emergenze abitative, attualmente si dice alle persone, alle famiglie, trovatevi una casa privatamente. In che modo? Perché se non hanno un lavoro e non hanno anche un lavoro per pagare il canone di locazione, queste persone non possono trovare una casa privatamente, ed è per questo almeno che queste persone vengono messe negli hotel e nei residence. Tutto questo è troppo caro, assolutamente è necessario risolvere le emergenze abitative e sociali immediatamente assegnando delle case comunali, perché altrimenti ci sarà veramente una morte dei nostri cittadini. Mi scusi, lei prima diceva dei numeri a livello di strutture, insomma, che chiudono o comunque insomma hanno deciso di non riaprire, numeri davvero importanti. Sì, davvero importanti che ho letto ieri nei giornali locali, nei quotidiani, e quindi mi ha fatto capire l'importanza di risolvere queste situazioni affinché il governo, ecco perché ho deciso di dire questi numeri, perché il governo deve intervenire subito e il comune assolutamente deve stare attento alle necessità dei propri cittadini. Ecco. Volevo chiederle un'ultima cosa, ci avevano chiamato molti insomma, commercianti o negozianti comunque di Venezia e ci dicevano insomma, che appunto lei lo stava accennando prima, gli affitti sono molto cari e in un periodo in cui per 2 mesi sono rimasti completamente fermi e chiusi, insomma diventa difficile se non impossibile pagare questi affitti, quindi di trovare un accordo con i titolari, insomma con i proprietari di questi locali per riuscire almeno ad andare avanti, dice, e riaprire. E in questo senso si sta facendo qualcosa? In questo senso nel Comune di Venezia non si sta facendo niente, perché a mio parere aspetta il governo assolutamente aiutare economicamente le imprese. E quindi aspettiamo quei 55 miliardi che sono stati messi nel decreto e aspettiamo anche l'Europa che ha promesso anche degli importanti miliardi, degli importanti aiuti economici
per quanto riguarda l'Italia. Ecco, oggi fra l'altro è stata una giornata importante sul fronte del Mose, abbiamo visto. Per quanto riguarda il Mose, io ho molti dubbi che veramente riuscirà ad aiutare la nostra Venezia. Io ho proposto anche in Consiglio Comunale di trovare delle alternative, di chiamare gli scienziati di tutto il mondo, perché io non ho molta speranza nella riuscita del Mose. Ecco, Venezia fra l'altro... Mi permetta di dire quello che penso. Certo, però... ci mancherebbe, certo. Venezia fra l'altro è una città che è stata doppiamente, insomma, danneggiata prima dall'ondata la marea alta, e insomma è quello che è accaduto, l'abbiamo visto, l'hanno visto tutti, insomma, la distruzione che ha portato, e poi questa pandemia che ha messo ulteriormente in ginocchio insomma, i commercianti del centro storico, i negozianti, insomma, gli esercenti, i ristoratori, insomma tutti. Sì, i commercianti, tutti i cittadini sono veramente in ginocchio, tutte le aziende, tutte le attività alberghiere, assolutamente, però io vedo una voglia di fare, una voglia di ricominciare, però assolutamente ribadisco che il governo deve intervenire, non è, il comune deve stare attento alle attività, deve stare attento al sociale, però chi deve intervenire immediatamente, non oggi, immediatamente è il governo. Ecco, secondo lei, insomma, abbiamo visto oggi, invece abbiamo visto, a parte insomma, il test del Mose, abbiamo visto anche che c'è stato un grossissimo afflusso di persone a Venezia. Questo può essere un piccolo passo, insomma, anche per Venezia, per rilanciare il turismo, attualmente, insomma, quello interno, ma poi in un prossimo futuro anche un turismo italiano, e poi si spera, insomma, arrivi anche il turismo estero. Questo può in qualche maniera salvare, insomma, un po' la situazione. Sì, io invito tutti gli italiani a venire a Venezia, a venirla a visitare e a spendere nella nostra bellissima isola Venezia. Però prima di terminare vorrei dire che bisogna fare qualcosa anche per quanto riguarda il vetro artistico di Murano. Io sono di origini muranese, ho abitato a Murano fino ai 18 anni, fin quando mi sono sposata, e quindi è assolutamente indispensabile tutelare questo artigianato, questa industria così meravigliosa che è famosa in tutto il mondo, perché è veramente in crisi. Tutte le fabbriche, quasi tutte le fabbriche sono chiuse, e non intendo assolutamente demordere. Io andrò avanti, ho presentato delle interrogazioni, il mio primo atto è stata la mozione sulla tutela del vetro artistico di Murano, ma sto ancora attendendo affinché se ne parli in Consiglio Comunale. Senta, ma lei diceva, insomma, sono parecchie aziende, insomma, del vetro che sono famose in tutto il mondo, sono chiuse e non hanno intenzione quindi di riaprire. Qual è la motivazione? È quello che è accaduto o le linee guida che sono state imposte? Veramente il vetro artistico di Murano è da tanti anni che è in crisi, quindi c'è bisogno di un rilancio e di un'attenzione particolare. Prima di tutto bisogna fare una campagna politica contro la contraffazione, e io l'ho scritto, perché ricordiamoci che il 70-80% dei manufatti non provengono da Murano. Ricordiamoci, è necessario tutelare il vetro artistico di Murano, che naturalmente ha una valenza, un'importanza millenaria. Certo, questo era uno dei problemi, insomma, che Venezia purtroppo ha sempre avuto nell'ultimo periodo maggiormente, quindi ovviamente le aziende, quelle storiche, quelle insomma che hanno fatto sempre i prodotti storici di Venezia, ovviamente si sono trovati in grande difficoltà. Poi questa pandemia sicuramente ha influito maggiormente
ormai insomma nella situazione poi generale, ma è una ripresa insomma secondo lei, oltre ovviamente a tutte queste difficoltà, secondo lei non ci sarà la possibilità con il riavvio di tutto di rivedere insomma queste aziende al lavoro che sono un patrimonio? Certo, mi ricordo quando ero piccola c'erano tantissimi operai in questo ambito, in questo comparto che provenivano da tutto il circondario, anche dalle campagne, dalle città limitrofe. Ora adesso sono veramente pochi gli operai, gli addetti, poche centinaia, quindi bisogna veramente rilanciare quest'arte, questo artigianato, ma io vorrei dire che bisogna anche tutelare tutto l'artigianato. Ricordiamoci dei merletti di Burano e di Pellestrina, ricordiamoci delle maschere di Venezia, ricordiamo tutto l'artigianato, perché è importante per Venezia tutto ciò, però spesso viene dimenticato e questo spetta al comune rilanciare queste attività. E io mi auguro che questo sia attuato nel più breve tempo possibile, perché non abbiamo ancora indetto in 5 anni, ripeto, nessuna commissione, nessun consiglio comunale per discutere di ciò. La ringrazio, grazie davvero. Effettivamente il problema insomma, di Venezia è un multiproblema, ci sono diversi problemi che accomunano Venezia, una delle città più belle insomma, del mondo, e sicuramente anche quello del vetro, dei merletti, insomma sono prodotti che non possono essere assolutamente persi, perché fanno parte non solo della storia di Venezia, ma della storia veramente dell'Italia intera, insomma. Certamente. La ringrazio. Grazie davvero e buona continuazione di serata. Grazie a lei. Grazie Silvana, grazie. Dunque sono arrivati in questo momento è arrivato il bollettino regionale di questa sera, quindi i dati che riguardano questa sera rispetto a questa mattina. Dunque ve li leggo, c'è un solo caso in più, lo potete vedere rispetto a questa mattina, un caso a Padova, quindi il numero continua ad essere basso costantemente. Attualmente i casi positivi sono 1476, mentre le persone in isolamento domiciliare nella nostra regione sono 1594 e continua fortunatamente a diminuire anche il numero delle persone che si trovano ricoverate in ospedale per il Covid, sono 111 e sono 6 le persone che si trovano ricoverate in terapia intensiva nel Veneto. Fortunatamente sono 0 i decessi rispetto al bollettino di questa mattina. Ed ora torniamo, se la regia riesce a seguirmi e se abbiamo un altro po' di tempo, vorrei farvi vedere la zona di Enego perché torna la stagione dell'alpeggio e le malghe dell'altopiano dei 7 comuni sono pronte a ripartire. Ecco qual è la situazione di Enego con un occhio di riguardo per il comparto turistico. Ne abbiamo anche parlato ampiamente durante questa edizione. Mancano pochi giorni all'apertura delle malghe a Enego. Il comune dell'Altopiano ne possiede 15, una in meno di Asiago, ma tra i 7 comuni è quello con la maggior superficie destinata a pascolo. Quest'anno la monticazione sembra partire bene. Fortunatamente le malghe sono attualmente tutte affittate. C'è stata una malga che è stata abbandonata, una malga in quota, in fossetta, una bellissima malga che abbiamo appena riaffittato in questi giorni qua. Quindi tutte le malghe partiranno. Dal giorno 2 di giugno fino al giorno 7 si assisterà all'inizio e alla sistemazione dei bovini al pascolo. Sistemati gli animali, Enego attende i turisti in un'ottica diversa, trasformata non solo dal virus, ma anche dall'impatto sull'altopiano della tempesta Vaia. È stato valorizzato ancora di più in questo tragico evento il valore che ha l'ambiente, il territorio, insomma la salute
è diventata veramente al centro dell'attenzione, e le località come la nostra, che hanno tutti gli elementi per poterla assicurare, garantire, penso che verranno sempre più valorizzati. È un augurio, ma è una speranza, ma che è abbastanza fondata. Una notizia che arriva dalla capitale, nuova tragedia nei cieli del Lazio, a pochi giorni dal velivolo biposto che si è inabissato nel Tevere a Roma. Un ultraleggera con a bordo 2 giovani promesse del nuoto è precipitato questa mattina, pochi secondi dopo il decollo, a Nettuno, a pochi chilometri dalla capitale. Per i 2 atleti non c'è stato nulla da fare, toccando terra il piccolo aereo si è incendiato e in pochi istanti è stato completamente avvolto dalle fiamme. Le 2 vittime, il pilota Gioele Rossetti, 23 anni, romano, e il passeggero Fabio Lombini, 22enne, di Castrocaro Terme. Erano atleti della FIN e Lombini era invece stato finalista anche agli europei di vasca corta a Copenaghen. Questa una notizia di cronaca che arriva. Noi siamo arrivati al termine di questa edizione straordinaria. Vi ricordo che fra qualche minuto c'è il telegiornale di Treviso e subito dopo una nuova edizione, l'ultima fascia delle nostre edizioni straordinarie. Non mi rimane che salutarvi, grazie davvero per averci seguito e buona serata.